È un'ingiustizia. Coldiretti si fa portavoce del grido d'allarme delle oltre 700 enoteche disseminate in Veneto. Il pomo della discordia è il divieto di asporto dopo le 18 per i bar senza cucina e per il commercio al dettaglio di bevande. Troppa disparità fra negozi di alimentari, supermercati e appunto attività commerciali come le enoteche. Manifestiamo effettivamente questa esigenza di equiparare effettivamente tutte le possibilità di vendita del prodotto. Le enoteche, che sono molte, anche a Vicenza, perché su 700 120 sono di Vicenza, si trovano in difficoltà dove effettivamente dopo le 18 non possono vendere il loro prodotto, in questo momento dove effettivamente hanno intensificato il loro lavoro nella qualità del prodotto e nella territorialità del prodotto. Andando avanti così, quali saranno le ripercussioni sul settore del vino? Ci troviamo in forte difficoltà, abbiamo anche delle aziende che con la chiusura anticipata si rimettono una grossa percentuale del prodotto. Chiediamo che ci sia valorizzato effettivamente anche le piccole enoteche, gli agriturismi che in questo momento soffrono moltissimo, per cui tutte quelle strutture che sono nel territorio e valorizzano l'agricoltura del territorio.